Cari amici, bentornati a Qui c'è un quiz. L'ospite di questa sera, il nostro concorrente è Salvatore. Ciao Salvatore. Ciao, grazie. Saluto a tutti quanti i miei concittadini di Venezia. Ciao. Come Venezia, sicuro? Ciao, mi so Veneto praticamente. Ah, no, perché a sentire parlare non avrei detto Veneto. So Veneto, non so Veneto da parte di mio papà, neanche da parte di mia mamma, da qualche parte. Da qualche parte stanno Veneto. Ma la cosa che conta è che Salvatore è un esperto di lessico veneto. Leggo così dalla tua scheda, vero? Ciao, mi conosce tutte quante le parole della nostra lingua veneta, ciao. E allora proprio cadi a fagiolo, perché il quiz di questa sera consiste nell'indovinare il significato di 4 parole venete. Tu dovrai dire significato e farci anche un esempio. Vabbè, dai, sono pronto. Te la senti? Sei pronto? Sono pronto, come diciamo noi veneti? Sì. Dai, che sono magnaore, ciao. Noi veneti, vabbè. Prima parola di questa sera, Deo. Dito, molto bene. Esempio. Mi socio pai dei sulla portata della macchina, che è brutta. Sì, no, la sai. La so. Non occorre fare esempi proprio così. Seconda parola di questa sera, anzi un modo di dire, è oce. E oce, se come dire dai, vai. Bravissimo, esempio. Esempio, dai, non ho voglia, oce, non sta a me rompere i doti. Sì, ok, adesso non occorre andare. So. Vabbè. Terza parola di questa sera, oceto. Oceto, sei occhiolino. Esempio. E go trovare una modella alta, bionda, bella tettona, bellissima praticamente, mega guardata, mega fatto, l'oceto. Ah, puoi anche tradurla allora per i non veneti questa? Ho fatto un bel sogno! Ah, mi pareva che uno te avesse fatto l'oceto, Salvatore. Andiamo all'ultima parola di questa sera. Sei pronto? Sono prontissimo! È molto complessa questa. Difficile. Caenasso. Allora, cainasso ha un duplice significato. Sì. Allora, può significare sia il lucchetto per la bicicletta, sì, ma anche noi veneti la usiamo anche per dire una donna non propriamente bea. Ecco, esempio? Ma pal cainasso di Tomorosa, che tu compra anche un lucchetto? No, Salvatore! Le hai indovinate tutte e 4 il nostro campione Salvatore! Alla prossima puntata di Qui c'è un quiz! E tu, sei brutto. Ah no, per carità.